E buonasera agli amici da casa su Lombardia TV Canale 99, che è Calcio che fa, 11ª puntata. Siamo alla fine del calciomercato di questo gennaio che ha visto degli spostamenti di alcuni giocatori. Sappiamo che alcuni sono importanti, sono approdati al campionato italiano, come per esempio Eriksen per l'Inter. Ci sono state delle situazioni molto interessanti per ciò che riguarda il Napoli. Il Milan stesso ha avuto, diciamo, Ibrahimovic e questo cambiamento anche di modulo. La Juve è rimasta conservativa. Queste sono, diciamo, le risultanze del calciomercato di questo periodo della sessione appunto invernale. C'è da riprendere ovviamente la 22esima giornata del campionato di calcio, dove ci sono delle partite comunque interessanti, dove dovremo andare a verificare lo stato, la condizione, diciamo, della Juventus, che ha perso settimana scorsa con il Napoli, il Milan che è in ripresa, l'Inter che dopo una serie di pareggi dovrebbe incominciare a riprendere la corsa verso lo scudetto, attaccandosi ulteriormente alla Juventus, la stessa Lazio, ma comunque è molto importante anche la lotta in fondo alla classifica, dove alcune squadre si sono un po' rafforzate, una su tutte, per esempio il Genoa, che ha preso degli usati sicuri, definiamoli così. Oggi ci trasferiamo però, parlando di calcio, con l'ospite che ci sta aspettando, perché noi abbiamo un campo di calcio dall'altra parte, uno stadio bellissimo che ci aspetta, e quindi non vedo l'ora di potervelo presentare. Quindi una slide e ci ripresentiamo subito lì davanti. Il tempo di arrivare. A dopo. Eccoci, siamo arrivati, che bel campo di calcio, ma soprattutto che bel presidente, buongiorno. Buongiorno a voi, buonasera. Buonasera presidente. Buongiorno. Mario Maccalli, quindi presidente Lega Pro dal 1997 al 2015, vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Insomma, tante cose, tanti anni, tanto calcio, tanta voglia di crescere. Noi nella nostra chiacchierata toccheremo vari punti, quindi sono molto curioso di conoscere le sue risposte a riguardo. Le darò. Allora, a questo punto il discorso non ci rimane altro che entrare nelle pieghe delle varie situazioni, come tradizione ovviamente di Che Calcio che fa, è quella di unire una slide, quindi un'immagine, con un tema di discussione. Ovviamente, essendo lei stato ai vertici del calcio in Italia, ovviamente c'è sempre da fare un piccolo ritorno, diciamo, agli argomenti importanti, tra cui appunto quello che riguarda la cultura sportiva. Nell'ultimo periodo, ne avevamo già parlato settimana scorsa, è mancato Pietruccio Anastasi, in settimana purtroppo un altro lutto molto improvviso, Kobe Bryant. In tutti e due i casi c'è stata la richiesta praticamente del minuto di silenzio, e quindi le istituzioni non hanno accordato, quindi magari si muoveranno in altro modo. Ecco, io dico che questo comincia a far parte anche da parte dall'alto della cultura sportiva, che deve essere quindi un insegnamento per poi tutti i fruitori più in basso. Sì, non bisogna mai dare l'impressione che tu sei qualcuno soltanto quando agisci, nel momento in cui agisci. Vedi il caso per esempio di Anastasi, che col suo gol ci ha fatto vincere l'unico europeo che l'Italia ha conquistato. Poi è venuto a mancare, e qui è venuto a mancare qualcosa d'altro, che il ricordo non c'è stato effettivamente da parte degli organi federali e di Lega. Perché, non lo so, adesso leggevo ancora stamattina che la federazione ha invitato la famiglia a Wembley, fra 2 mesi, quando giocheremo adesso lì, farà un minuto lì in ricordo. Una situazione un po' riparatrice, vabbè, dai. Non lo so se è riparatrice, ma questo è quello che è successo. Ieri però, in quell'occasione, per esempio, ci sono state delle squadre che l'hanno ricordato, e bisogna dare atto a chi l'ha ricordato. La Juventus l'ha ricordato, l'Inter l'ha ricordato. Come ieri sera mi pare che il Milan abbia ricordato la perdita di Kobe Bryant l'altro giorno nella partita di Coppa perché contro
Sì, Sì. l'altro giorno sì, ha ricordato con lutto, mi pare che aveva al braccio. Sì, avevano il lutto. Quindi questi sono dei personaggi, uno è cresciuto in Italia praticamente, perché da ragazzino le prime partite le ha fatte con le squadre di basket italiane. L'altro è una figura di un certo tipo. Quindi comunque Io diciamo... poi in quei giorni lì, essendo di Crema, è venuto a mancare un altro grande personaggio, è Mario Bergamaschi, perché Mario Bergamaschi cinque volte nazionale, mediano del Milan, grande mediano del Milan, poi della Sampdoria, e quindi ho visto che c'era la Gazzetta dello Sport che l'ha ricordato un'altra vostra televisione, un'altra testata, però anche qui poca roba, che significa insomma che fanno presto a dimenticare. Ecco. Fanno presto a dimenticare, soprattutto perché bisogna inculcare nelle nuove generazioni il piacere del ricordo di questi giocatori che comunque sono di insegnamento, e quindi per i nuovi esempi. Poi purtroppo è chiaro che c'è un'evoluzione, cambiano i tempi. Cambia tutto, però se tu non ricordi il passato non hai futuro. Le origini sono fondamentali. Vediamo la seconda slide, andiamo velocemente. Abbiamo questo qua, il valore delle regole, quindi anche questo è un discorso legato da una parte il razzismo, come dice Balotelli, nella disperazione dei bu che ha ricevuto, e poi ci sono due giocatori, Leao del Milan, Lukaku dell'Inter, però nonostante ciò che giochino in squadre così importanti, affermate, c'è sempre questa strisciante cattiva abitudine di utilizzare degli sberleffi che non sono simpatici, perché uno dice vabbè fanno cabaret, in realtà sono molto fastidiosi. C'è quello appunto nei confronti di Sarri, l'altro nei confronti di Zaniolo, che tra parentesi umanamente deve essere assolutamente appoggiato, perché in questo momento storico Zaniolo purtroppo si è rovinato un legamento, si è rotto il legamento crociato, e sappiamo cosa vuol dire, io lo so anche per esperienza diretta, che è una cosa diciamo che non si augura a nessuno. Ma anche questa cosa qua ti dà l'impressione quasi che nessuno voglia veramente arrivare in fondo, colpire queste situazioni che sono veramente un cancro che ha questo, in genere, non solo il calcio ma anche in altri sport succede quello che sta succedendo. Nel calcio molto di più, e molto di più anche perché è lo sport che più viene visto, e quindi la gente che ha più possibilità di farsi vedere in maniera negativa esatto, con queste cose. Proprio e quindi, dire che quindi se si fa vedere, cioè si dà la possibilità a uno stupido di emergere con uno striscione. Sì, ma io parto da un'altra considerazione: se io, cittadino normale, domani mattina impazzisco e faccio mezzo avviso e lo appendo, non lo so, per le strade della città, o faccio qualcosa d'altro, ma mi beccano in 3 minuti. Ora come fanno? Qui mettono uno striscione di 2 chilometri e nessuno sa chi l'ha messo. Con la gente che lo reggeva dietro. Ma non esiste, cioè qui proprio c'è la mancanza di volontà di andare a prendere questi personaggi, che sono dei delinquenti oltretutto, perché poi ricordatevi che non è solo un problema che poi viene sempre battuto e sbattuto in prima pagina per il razzismo, perché c'è qualcuno, non solo qualcuno, ma parecchi allo stadio che ce l'hanno con Balotelli, ce l'hanno con le persone che secondo loro non sono come loro, eccetera. Ma scusate un attimo, quello che hanno fatto a Conte, quello che hanno detto a Conte, quello che dicono anche, voglio dire, a quelli che hanno una carnagione meno scura di altri, questo qua non è razzismo, all'incontrario, è una roba delinquenziale. Questi vanno presi e vanno messi dentro, punto, basta. Invece purtroppo in Italia questo non succede. Perché non si fa come in Inghilterra? Ma perché noi non siamo inglesi? Perché noi non siamo inglesi, per il garantismo nostro, ma fanno delle cose in Parlamento, scusatemi, e cosa volete, che non le facciano su uno stadio? Questo è il problema vero, è che la gente, gli organi che sono deputati a fare queste cose non hanno nessuna voglia di farle. Ho capito. Passiamo a un altro argomento velocissimamente. Si sta scaldando il presidente, giustamente. Il calcio in Italia vive di TV.
diciamo. Quali alternative per sostenere il sistema, no? Perché sappiamo benissimo, lei recentemente mi ha detto che bisogna partire appunto dal basso, dagli imprenditori delle varie città, no? Delle varie squadre, delle categorie anche inferiori. Lei ha anche gli esempi. Ci ho provato per 20 anni. Ho fatto 20 anni prima dirigente di società qui a Crea con una fatica enorme, ma non aveva mai fatto una lira di debito, grazie anche alle persone che si sono prestate all'interno di questa società che è la Pergolettesi Pergocrema. Sì. E a livello federale ci ho provato per 20 anni a far la battaglia, perché quando si parla di calcio professionistico o di calcio dilettantistico, che poi anche nel calcio dilettantistico di dilettantista non c'è più niente, perché c'è poco. Sì. Quando uno si allena tutti i giorni è dilettante, stiamo facendo ridere i polli, perché a livello federale, cosa che doveva essere fatta, io non ci sono riuscito per cui devo stare zitto e basta, ma se non dai delle missioni precise ad ogni singola categoria non si va da nessuna parte. Noi abbiamo un calcio professionistico per legge dello Stato, che è la legge del 1981, la famosa legge 91, che nessuno si sogna di cambiare. E noi abbiamo a livello addirittura di Lega Pro, la Serie C, la ex Serie C, sì, o l'attuale, perché hanno subito un salto via io, hanno messo subito Serie C, così almeno quando uno ti vuole offendere ti dice che sei di Serie C e tu sei finito. Io l'ho tolto proprio per quello, perché l'abito fa il monaco, intendiamoci bene. Allora il problema è che nessuno ti dà questa possibilità di farti capire cosa devi fare tu, cosa sei utile al sistema, se devi giocare solo con i giovani, se devi fare alcune. Poi dall'altra parte, se dici una cosa del genere, ti si scatena contro l'Associazione Italiana Calciatori e ti massacra in 3 minuti perché loro più gente gioca e credono di essere più forti, invece si indeboliscono tutti i giorni perché hanno della gente sparpagliata per l'intera nazione che ha 30 o 32 o 33 o 34 anni, con la valigetta vanno ancora in giro a cercare uno stipendio invece di andare a lavorare, perché la prima roba da fare è andare a lavorare quando hai finito quella tua attività, la carriera che hai fatto. Certo. La Serie A vive di televisione, 1 miliardo e 400 milioni grosso modo è l'introito dei diritti televisivi, grosso modo. Quindi ormai diventa nel bilancio, nel conto economico, tra i ricavi, la voce più alta. Fanno affidamento su quello. Fanno affidamento su quello. Parecchie società, specialmente le medie, se gestiscono bene, oltretutto diventa un business a gestire bene. Ce ne sono poche che gestiscono bene. Poi a cascata la Serie B è una serie che gode di qualche cosa con i diritti televisivi non prodotti direttamente, perché producono ancora qualcosa loro, ma poco. Noi avevamo ottenuto una legge che non era il massimo, non solo Lega Pro, Lega Pro e Serie B, avevamo ottenuto una disposizione di legge, la cosiddetta legge Melandri, che non era la panacea di tutti i mali, però ricordo che un 6% di quell'importo su 1,4 miliardi sono 84 milioni di euro in un anno, che andavano divisi grosso modo al 50-50 tra la B e la Lega Pro. Hanno tentato all'inizio di darci meno dell'1%, l'1%, poi io, siccome sono un carattere ribelle e non mi piego a nessuno, ho fatto la guerra che dovevo fare, ma questa è guerra tra virgolette evidentemente sportiva, e ho ottenuto di avere il riconoscimento che le mie società hanno poi usufruito. Quindi diciamo 40 milioni. Io una quarantina di milioni all'anno li ho distribuiti Quindi una squadra di Serie B, una squadra di Serie C si ritrova. No, la squadra di Serie B ne prende molto di più perché oltretutto hanno altre possibilità, altri introiti, non sono molti, perché se c'è un calcio, ma non lo dico io, perché i bilanci, essendo per legge dello Stato, le società professionistiche, società di capitali, i bilanci sono pubblici, quindi uno va a vedere,
va alla Camera di Commercio, in qualsiasi posto d'Italia si fa dare il bilancio, lo va su internet e lo vede. Andate a vedere l'indebitamento che ha la Serie B e la Lega Pro, che io ho guidato, quindi ho guidato e so quanti imprenditori validi ci stanno in questa categoria. Fino a quando ci staranno non lo so, perché noi siamo una fabbrica di debiti. Noi fabbrichiamo debiti ogni giorno, non fabbrichiamo risorse. E al calcio italiano diamo anche qualcosa, perché la nazionale italiana fino a poco tempo fa ha sempre giocato con giocatori che provenivano dalla nostra categoria, non dalle primavere, dalle società di Serie A. Quindi una funzione l'abbiamo avuta, però è una funzione che costa troppo, non è più sostenibile. Adesso vedo che la Lega si parla di sostenibilità del calcio di Lega Pro, no? Anche lunedì hanno fatto una manifestazione a Roma di cui ero invitato, non ho potuto andare per altri motivi, che parlava di bilanci sociali. Il bilancio sociale l'ho inventato io, perché sono tutte cose che ho fatto io. Adesso hanno tirato fuori dei miei cassetti, si vede, hanno trovato questi fascicoli, li presentano ogni giorno. E quindi in città come la nostra, ma è possibile, dico la nostra perché vivo qua, ma posso dire in tutta la serie C, ci sono degli imprenditori importanti o delle brave persone che rispettano gli impegni che assumono, ma io non vedo degli imprenditori locali che riconoscono al territorio quello che il territorio ha dato loro. Esatto. Mai che nessuno restituisca un decimo, un centesimo di quello che il territorio gli ha dato, e questo è un problema, perché se così fosse allora tu potresti cominciare a strutturare meglio, certo, a fare dei giovani, a fare quello che succede, poi si vince, si perde nel calcio, chiaro, si può anche retrocedere, però si retrocede con le idee giuste, sì, non si fallisce, non si chiamano i romani a Crema a fallire con gente di Crema che gli teneva Bordone fino al giorno prima. Queste cose non devono più succedere. Purtroppo non abbiamo una federazione che faccia una riforma che non è quella di cacciare squadre, ma quella di dare ad ogni singola categoria una missione precisa, con regole precise. Oggi dice che ci sono le regole, che l'iscrizione al campionato è fatto di regole, sono tutte balle, le regole non ci sono. E al mese di febbraio, fra un mese, o a marzo, comincia il cinema. E il cinema, vedrete che cosa succede, può essere un cinema drammatico o può essere un cinema comico. Dipende da come uno lo interpreta, perché è lì dove vedremo cosa succederà. Insomma, questo è il discorso delle regole, questo poi si potrebbe allargare anche ad altre sfaccettature della nostra società civile. Le regole, insomma, sì, ma nel calcio, siccome nel calcio non te l'ha ordinato il medico, se tu in una società di capitali che opera sul mercato in qualsiasi settore, dal commercio, ai servizi, all'industria, all'artigianato, quello che vuoi, no? Se non fai alcune cose, se non hai coperture di un certo tipo, alla fine dell'anno, quando il bilancio chiude in perdita e non copri, prendi i libri e li porti in tribunale. Qui ci sono milioni di debiti non coperti o coperti con plusvalenze fasulle e nessuno porta i libri in tribunale. Il 50% sono da tribunale domani mattina. Sì, questo è uno dei punti di forza delle argomentazioni del dottor Macalli. Effettivamente la situazione, diciamo, di indebitamento delle società è veramente eccessiva. Comunque ci sono le regole e ci sono gli organi di controllo. Gli organi di controllo non controllano. Ecco, quindi chiudiamo il discorso. Parlavamo di soldi, no? Vediamo la prossima slide. Quindi le grandi famiglie, Moratti, Berlusconi, parlavamo quindi dei grandi imprenditori, ma lei parlava anche di quelli piccoli del territorio che sono importanti insieme comunque per far crescere capillarmente il calcio in tutte le varie regioni d'Italia. Quindi Moratti, Berlusconi e NC sono ai saluti, ormai abbiamo visto negli ultimi anni, l'ultimo il della Valle. È tempo ora di investitori stranieri. Noi abbiamo il padre figlio Zhang, abbiamo Pallotta che sta per cedere, ha trovato probabilmente la quadratura del cerchio, abbiamo Singer del fondo Elliott e poi Commisso lì tra parentesi è rappresentato in un volo plastico, in un palleggio plastico col pallone, e ci ritroviamo quindi ad avere questo cambio epocale. A me viene in mente un po' il periodo storico che c'è stato dico non so, forse 20-25 anni fa, quando
entrarono nel calcio inglese tutti gli investitori un po' orientali, thailandesi, gli stessi americani che acquistarono squadre tipo, non so, il Manchester, o i russi, tipo anche il Chelsea, ecco. Può essere una situazione, visto che se sono entrati nel nostro calcio, vuol dire che vedono che ci possono essere degli spazi di miglioramento. Poi sappiamo che per fare degli utili, per fare business, e quindi non so se il calcio dopo migliorerebbe con il loro avvento, però comunque fa capire che esiste un po' di linfa, no? Vitale attorno al nostro calcio. Non so, io so che sono nato con un calcio dove il calcio era delle famiglie, cioè famiglie in senso buono. Sì. Cioè le grandi famiglie, i grandi industriali, grandi imprenditori del territorio. Costantino Rozzi, ma sì, ma c'erano al nord, c'erano al centro, c'erano al sud, c'era dappertutto. Poi si può discutere se Lauro era, ma Lauro era un grande allora, e Lauro aveva il Napoli, cioè Ferlaino stesso, che non era un grande imprenditore ma era un napoletano e quindi ha fatto grandi cose, no? Ma questa gente è scappata perché se non regge un Berlusconi o se non regge un Moratti, che hanno detto noi non ce la facciamo più, chi regge? Io però l'ho detto il primo giorno che è arrivato, reggono i cinesi del Milan, che dopo hanno fatto un disastro assoluto, chiamando anche della gente che insomma non dovevano chiamare, ma cioè, ormai il calcio non è più quel calcio che chi ha la mia età o chi ha vissuto un calcio di un certo tipo lo ricorda anche con grande nostalgia. È un calcio nuovo, ma non è che questo calcio nuovo richiami secondo una regola economica degli investitori. Ma un investitore da dove viene ricamato? Viene ricamato da un'industria, o perché vede in questa industria, che magari non va bene, ma nel risanamento di questa azienda vede poi la produzione di utili che ripaghino il capitale investito, e quindi che sarebbe la logica, è la logica di tutti i giorni, certo. Lì si butta. Sì. Ma qui non esiste un club che chiuda alla fine dell'anno con chi ha comprato il Milan, ma scusate, questo ha chiuso con 150 milioni di perdite. L'Inter chiude con le perdite. La stessa Juventus che si barcamena, sì, ha avuto dei momenti finanziari sotto un certo profilo pesanti. Allora sono tutte società, i Della Valle ci hanno rimesso quello che ci hanno rimesso, dice, ma hanno dei vantaggi in altri, forse in altri settori, riescono col nome a fare. Ma io so che quando si perde oggi come oggi, una persona che gestisce un club, anche piccolo, e torno a casa nostra, e perde 1 milione di euro, 1,5 milioni di euro all'anno, o gli mettono la camicia di forza, o se no per quanto tempo lo può perdere? Per 2 anni e poi chiude baracche e burattini e scappa? Qui non c'è più niente, poi non sarebbe neanche non capisco, sano, ma non è sano perché non è logico, perché non produce ripeto, a meno che sul territorio riesci a fare qualcosa, se no non ha più. Ma qui siamo in business, e quel business qua è un business che io prendo una frase che disse il grande, che mi onorava della sua amicizia, Victor Ukmar, quando le società calcistiche emisero le azioni, perché essendo società SpA avevano possibilità, esatto. O qualcuno si è quotato in borsa, sì, e fu chiesto il parere di Ukmar e lui disse: non consiglio l'investimento alle vedove e agli orfani. Basta, detto tutto. Da grande economista. Questo è. Va bene, allora parlando appunto, tirando in ballo appunto Victor Ukmar, ci ritroviamo con la prossima slide che parla appunto di fatturati delle prime 20 squadre. Quindi vediamo per esempio il Barcellona che ha sforato per la prima volta il tetto degli 800 milioni di fatturato, poi abbiamo il Real Madrid, guarda caso, 757, poi il Manchester, il Bayern di Monaco che è quarto con 660, il Paris Saint-Germain gonfiato dagli Emiri 635, a scendere poi tutte le altre inglesi che beneficiano di tantissimi soldi. La prima italiana, la Juventus, che è salita negli ultimi anni con 459, abbiamo poi Arsenal, Borussia, Atletico, l'Inter che è salita anche qua con un
un'iniezione molto forte dei capitali cinesi 364, la Roma che galleggia con le sue plusvalenze bene o male e rimane sempre a galla 231 milioni, e il Napoli che si affaccia tra queste prime 20 squadre con 207, perché sappiamo che lui è, dopo ne parleremo di De Laurentiis, è comunque molto attento al suo bilancio, quindi dovrebbe essere anche una sorta di esempio, ma ne parliamo dopo. Quello che voglio dire è che riguardando un attimo la slide, se la possiamo rivedere, lì ci sono 8 inglesi, 4 italiane, 3 spagnole, 3 tedesche e 2 francesi. Alla fine le italiane cominciano un po' a recuperare a fronte delle 8 inglesi che hanno fior di soldi dalle televisioni orientali, cinesi. Questa è una slide interessante sotto il profilo, per quello che vuol dimostrare, non dimostra nulla. Non dimostra nulla, perché quella slide doveva essere completata. Questo qui è quello che noi abbiamo fatto, positivo, sono i ricavi, adesso vediamo i costi. Va bene, ok. Adesso di là facciamo la slide dei costi. Allora tutte quelle società che stanno lì, io d'amblè ti dicono, tu ne devi adesso scegliere una per metterci €1. Sai chi scelgo io? Forse la prima. L'ultima. Ah, l'ultima? Il Napoli. Ah, ok. Non allora, perdo l'euro. Non perde l'euro. Con gli altri li perdo tutti. Anche col Barcellona? Tutti. Anche quello, va bene. Allora, quindi, allora vuol dire che il calcio italiano è in buona compagnia. Non è che in buona compagnia, gli altri no, in cattiva compagnia, assieme agli altri. Chiedetevi dove pigliano i soldi il Barcellona e il Real Madrid, dicono che loro hanno l'azionariato, sì, se non hanno le banche popolari, vedi quante con l'azionariato popolare cosa fanno. Lei mi conforta, perché questa è un'affermazione che fa anche capire che arrivato a un certo punto il calcio italiano, sì, non splende, non risplende, ma non è che all'estero poi ci troviamo di fronte a una situazione così perfetta e meravigliosa. Io purtroppo combatto un po' quotidianamente contro una critica interna nei confronti del calcio italiano. Noi siamo tutti uguali come gli altri. Ecco, benissimo, molto mi conforta, bene. Come gli altri. Anzi, le farò scrivere un trattato riguardo a questo punto, perché è molto importante, perché altrimenti continuiamo a tirarci la zappa sui piedi e rimaniamo sempre quelli che arrivano dopo, insomma, gli scemi del villaggio. Non credo che siamo questi. Andiamo avanti, ci siamo un po' scaldati da questo punto di vista e qua abbiamo sempre le infrastrutture, abbiamo gli stadi, quindi San Siro. Io poi utilizzo per esempio delle slide del recente, questa è l'ultima slide che riguarda San Siro con il relitto Titanic lì in basso a destra dove c'è l'ultimo torrione, la curva sud è un po' di rettilineo, sinceramente lasciare quella tristezza lì, allora è meglio toglierla completamente, o lo lasci o altrimenti lasciarla così in devastazione non mi sembra il caso, è il mio parere personale. Noi dobbiamo continuare a perdere tempo e invece dal punto di vista dall'alto, no? Dalla camera alta della politica, cercare invece di smuovere queste situazioni. Ovviamente ci sono degli interessi privati qui dentro che cercano ogni volta di inserirsi e quindi non è semplicissimo, insomma, però chi paga alla fine è il tifoso che va allo stadio, in uno stadio obsoleto, lasciando perdere poi che va allo stadio perché c'è un centro commerciale. Non è poi così fondamentale, però lo stadio deve migliorare. Ma devono migliorare sì, però vedete anche qui noi dobbiamo essere prima di tutto sinceri con noi stessi. Un conto è dire che la mia azienda non può più stare in un capannone che crolla da tutte le parti, ma i lavoratori che ci stanno dentro al tornio o che lavorano al telaio o fanno all'ambolasmeriglio devono avere l'aria pulita, devono avere un po' di caldo, devono avere le comodità, certo. Perché lavorano lì. Ora chi va allo stadio e paga fior di biglietti perché costano cari oggi, andare allo stadio anche in curva non è che te la regalano, se uno poi deve raggiungere la città dove ha sede la squadra di Serie A, hai delle spese che tu quando se veramente guadagnano quello che guadagnano i dipendenti, ed è vero che guadagnano poco, quando ci vai una volta, se ti porti 2 bambini tu non ci vai più la seconda, quindi se sei una persona eccetera, quindi hai diritto di avere una struttura che ti metta a posto. E poi dicono che con lo stadio, dimostrato dalla Juventus, la Juventus non è mai andata famosa per aver attratto a sé, anche quando era la grande Juventus, della popolazione domenicale, non aveva grandi tifosi, ne aveva di più il Torino. Sì. Ecco. Adesso con questo stadio nuovo la Juventus più o meno non fa sold out tutte le domeniche, però è lì vicina, è lì vicina. Quindi sotto questo profilo c'è un vantaggio,
c'è un vantaggio. Però vorrei ricordare che torniamo indietro sempre nel tempo, perché purtroppo le origini, il passato ti insegna per il futuro. Qui davanti, se uno viene nella città di Crema, trova uno stadio che ormai sarebbe da demolire da ieri e non da domani, è vero, però una volta era peggio, ma quello stadio una volta c'aveva più gente di oggi. Perché? Perché una volta non c'era niente e la gente dove andava alla domenica? Beh, però il ragazzino allora dove vuol dire andava? che cambiano anche i tempi. Cambiano i tempi, il tempo è cambiato, il tempo è per portare gente, tanto per portare gente non serve solo lo stadio buono, ma serve la clientela, perché se tu la clientela non la fai con i giovani, tu il cliente lo perdi. Perché man mano che invecchiano, questi li perdi, certo. Devi avere la sostituzione con i giovani, ma se con i giovani non la fai a livello non capisci, allora il cane si morde la coda. Poi che vogliono presentare un club che dice che ha un grande valore, se ha la struttura dello stadio, può essere una verità, ma fino a un certo punto, perché lo stadio se lo costruisci lo devi pagare. E se non hai i mezzi per pagarlo fai i debiti, e i debiti vanno, e torniamo da capo. Quindi che però ci debbano essere stati sicuri, comodi nel senso che vado al cinema, pago il biglietto, mi siedo in poltrona, e qui se vado allo stadio fammi sedere, non sul cemento, ma fammi sedere su un seggiolino almeno, no? Ecco, queste cose sono normali, dammi dei servizi dove io possa andare, perché se uno... Allora io adesso le dico, per esempio, io sono andato alla presentazione dei due progetti di San Siro. Di San Siro, e il presidente Scaroni del Milan disse, no, perché c'era anche quello Antonello, il direttore sportivo, sì, come no, che dicevano, direttore generale, che dicevano le cose che dovevano cambiare a San Siro, e per questo motivo si sviluppava il concetto di realizzare un nuovo stadio. C'era per esempio una cubatura, un problema di cubatura, e poi soprattutto il discorso dei seggiolini che danno un'abitabilità, diciamo, di 70 centimetri, cioè molto ridotta rispetto a non che è quella tradizionale da 80. Però io mi domando una cosa, i seggiolini sono quelli del 1990, prima non c'erano i seggiolini, c'erano i gradoni a San Siro, ho detto, si sedeva sul cemento. Si sedeva sul cemento, quindi alla fine è un po'... è una, come si dice, una discussione di lana caprina, che poi in realtà non è... si andava allo stadio perché si voleva vedere quella partita, prima di tutto, capito? prima di tutto. Adesso perché lo perdiamo quel concetto? Lo perdiamo perché non c'è più quella roba, è diverso. L'emozione di andare allo stadio. Adesso oggi uno, perché prima o andavi allo stadio o non vedevi la partita, o andavi allo stadio o non vedevi la partita. Oggi certo, non vai allo stadio a vedere la partita, non solo la vedi sul divano con il whisky in fianco e col bel caminetto acceso, là fa un freddo bestiale con la cappuccia eccetera, se piove la becchi che non sei neanche coperto, è cambiato il mondo, certo. Ma è cambiato il mondo e quindi tu devi adeguarti, non perché quello ti porta ad avere un futuro, perché se no, se non hai neanche la struttura, dimmi come fai a lavorarci, ovvio. E qui la devi avere. Che poi a Milano ci sia questa polemica, butta giù San Siro, tieni su San Siro, rifacciamo una... Non dimentichiamo che delle volte il problema degli stadi è legato ad altre cose che con lo stadio non hanno niente a che vedere, perché se io dico che faccio lo stadio e ci pianto 42 centri commerciali, 37 palazzi quando si vendevano gli appartamenti eccetera, allora di stadio non c'entra assolutamente nulla e qualcuno deve aprire gli occhi in questo senso. E infatti il discorso, il punto diciamo focale è proprio questo. Perché nessuno regala soldi, se io ti faccio qualcosa è perché guadagno qualcosa, ed è anche giusto che sia così in certi casi. Questo è anche vero, però dopo alla fine insomma il tifoso è sempre l'ultima ruota del carro. Il tifoso è quello che paga. Ecco. Il tifoso paga sempre, pagherà poco, pagherà tanto, ma paga sempre. Ha ragione. Prossima slide, andiamo a vederla un attimo, quindi la slide è questa, quindi il calciomercato in questa sessione invernale ha un significato, un valore, molti dicono ma possiamo eliminarlo, una volta c'era il calciomercato per esempio in Inghilterra tutto l'anno, il calciomercato potrebbe essere diciamo solo nel periodo estivo, magari anche prima che si inizi il campionato dovrebbero chiuderlo. Qual è il suo pensiero a riguardo? Il mio pensiero è come si faceva una volta, torno sempre lì.
C'è il calciomercato che si faceva nel periodo, diciamo, estivo, adesso nei tempi non me li ricordo più bene, e poi c'era un calcio di riparazione che durava, non so se neanche fosse una settimana, quindi forse 3-4 giorni, comunque e si faceva a Firenze allora, al Baglioni di al Firenze. Baglioni Hotel. Però diciamo dai la possibilità di poter correggere in corsa. Sì, ma guardi, ricordatevi, tranne alcuni casi specifici molto, molto individuabili, al mese di gennaio adesso l'operaio specializzato è a posto a lavorare, è in giro disoccupati. Adesso c'è in giro un mar di disoccupati, sono disoccupati perché? Perché è minga buono. Adesso peggiori le situazioni, quasi sempre, non le migliori. Qui c'è gente che sbaglia nella campagna estiva quando devi fare le cose per bene e crede di riparare adesso quello che ha sbagliato prima. No, non ripari niente, se non stai attento, peggiori, perché io non ho mai visto nessuno a migliorare o vincere un campionato. C'è un esempio, per esempio il Genoa, che viene sempre un po' incolpato di disfare la squadra ogni 6 mesi. Il Genoa, guardi che il Genoa per adesso retrocede, Sì. Per adesso. E l'anno scorso si è salvato Fiorentina-Genoa, Non mi fa... Vedete quella partita, perché se qualcuno fa gol, un'altra squadra fa gol, uno va in Serie B. Intendiamoci bene, perché adesso dice, io avendo la casa lì di vacanza, sono messo genovano per forza di cose, ma voglio dire, ma questi qui si salvano perché hanno preso uno che non gioca. Berami. Hanno preso adesso, più o meno. Destro, che veniva da Bologna. Adesso loro cercano di fare hanno preso Masiello dall'Atalanta. Poi Perin. Ma c'avevano un portiere che è meglio di Perin, perché l'ha mandato via. Radu, che giocava nella Pergolettese, perché è un portiere, nasce nella Pergolettese, il rumeno, che adesso è andato a Parma, per fortuna sua. Proprietà dell'Inter. Proprietà dell'Inter, ma creato dalla Pergolettese. Allora dico, non lo so io, per adesso sono lì che vanno indietro, vedremo se questi qui hanno fatto qualcosa di buono. Insomma, vabbè, bisogna guardare dietro, affacciarci al passato, ovviamente. Poi abbiamo la prossima slide, vediamo un attimo. VAR, meglio tornare all'antica, perché con quello che sta succedendo in questo periodo storico mi sembra che veramente non riusciamo a venirne a capo. Deve essere fatta chiarezza con il fallo di mano, per esempio. C'è un discorso che forse con il fuorigioco si è eliminato il problema dell'errore, però il fallo di mano è diventato il non plus ultra e attrae, diciamo, nelle azioni da gioco ovviamente l'attenzione di tutto il pubblico, perché uno dice all'attaccato e su e giù, voleva, volontario, involontario. Mi sembra veramente parlare di niente, no? Cioè la regola di dire che appunto basta che tocchi il pallone con una mano, però dopo alla fine ci sono comunque dei distinguo. E qui è come bisogna vedere se vogliamo fare uno scisma religioso o meno, perché ormai chi è che oggi se uno dice che non gli piace il maschile, perché il VAR video è maschile, non è femminile. Allora, se a uno non piace il VAR, l'ammazzano. A me il VAR non piace, per esempio. Io purtroppo cosa devo fare? È mica colpa mia se uno nasce così. Io sono è utile, sia ben chiaro, perché si evitano degli errori, e l'errore in una partita. Però il calcio è fatto anche di errori. Certo. Il calcio, la bellezza del gioco del calcio e del pallone è che rotoli in una certa maniera, e una volta fai gol e non è gol, una volta tre stagioni fa, all'inizio della stagione andava tutto bene, c'era adesso è uno scandalo assoluto. Adesso tutte le volte che si succede una cosa già in campo, tutti gli 11 lì che corrono, che dovrebbe vai a vedere, ma che devi andare a vedere, ma che vai a vedere niente, ma no, arbitra. E la verità è che adesso l'arbitro non conta più niente, però vuole riappropriarsi della sua perché è anche giusto, perché se no tu non fai l'arbitro, tu ti metti lì, hai un fascicolo davanti e te fai nudare, questo qui va bene, questo qui non va bene, perché se no, ma però c'è un altro arbitro che conta,
che non è sul campo, ma sta in una stanza, perché quello che conta, o conto io o conti tu. E allora se conta quello là, voi non vi siete mai chiesti? Allora, se siamo il VAR, se appoggiamo il VAR, ma quanti errori fa un arbitro in una partita? Che hanno sempre detto che l'arbitro non sbaglia quasi mai. Certo, no, quanti fa? Per dire, no? Ma è giusto che sia così, l'arbitro è umano, l'arbitro... E questo fa parte un po' della dietrologia di tantissime situazioni che nel passato ce ne sono state. Uno dice, vabbè, risolviamo con l'occhio tecnico. L'occhio tecnico ha eliminato tutte alcune cose. Vabbè, ha eliminato quello palla, che gol, pensavano gol. Che le partite le facesse l'arbitro anziché i giocatori, perché c'è ancora gente che pensa che le partite le fanno ancora oggi gli arbitri anziché i giocatori che hanno in campo 11 manfroni che non sanno cos'è calcio e credono che debbano vincere, e se perdono è colpa dell'arbitro. Quindi va bene, senta, sugli 11 manfroni mi è piaciuta molto come affermazione. Ci fermiamo un attimo per una pausa di pubblicità, poi ritorniamo. A dopo. Ecco, una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo qui a Che Calcio Che Fa con il nostro ospite Mario Macali, ma questo è il momento dello spazio riguardante il Mondadori Bookstore di Crema, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema per il 15° anno di attività, la rassegna Parole e Musica che appunto si basa su delle serate con presentazioni di libri, sono tutte persone che poi transitano qua a Che Calcio Che Fa, ma anche serate musicali, e quindi seguite, diciamo, il percorso di questa rassegna e ovviamente come ogni settimana il Mondadori Bookstore suggerisce delle scelte ovviamente di libri, quindi ne abbiamo due come al solito. Vediamo la slide, abbiamo Valerio Massimo Manfredi con Antica Madre e poi David Grossman, La vita gioca con me. Abbiamo per esempio il libro che appunto di Valerio Massimo Manfredi che praticamente dosando con la consueta maestria, accuratezza storica e capacità fabulatoria in Antica Madre, Valerio Massimo Manfredi ci consegna l'affresco di un'epoca dell'età appunto neroniana percorsa da cruciali lacerazioni e ci regala il vivido ritratto di una donna ribelle, una protagonista indimenticabile destinata a scolpirsi nel cuore di ogni lettore. Mentre invece dall'altra parte quell'altro libro che appunto è questo, che appunto La vita gioca con me, con La vita gioca con me, David Grossman, che è un narratore di antica data con grandissimi successi, ci ricorda che scegliere significa escludere e vivere è un continuo maldesto tentativo di ricomporre. Insomma, un romanzo di intensità straordinaria dove ogni pagina è grande letteratura. Quindi ricordatevi, queste sono le scelte del Mondadori Bookstore che noi, per chi volesse passare, è in via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, e la rassegna andate a vedere la serie, diciamo, di eventi che si dipanano settimanalmente presso il Mondadori Bookstore. Eccoci, noi a questo punto ci ripresentiamo con l'ospite, vediamo, eccoci qua, siamo rientrati sul nostro campo di calcio con Mario Macali, presidente Lega Pro dal 97 al 2015, quindi la stanza dei bottoni. Stiamo parlando, con questa bellissima chiacchierata, stiamo parlando di tanto calcio, ma è anche un calcio che è legato ovviamente al passato e alle origini, e quindi io non posso altro che
in questo modo introdurre il Dream Team di Mario Macalli. Vediamo la slide. Eccola, questo è il vostro Dream Team, quindi qua abbiamo grandissimi campioni, quindi da Matteus a Maradona a Van Basten, Messi, Pelé, Cruyff, Rivera, Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio e Ronaldo, quello il fenomeno, molti dicono quello vero. A proposito, quello vero è meglio quello vero di qualche anno fa brasiliano oppure quello portoghese? Il vero Ronaldo. Il vero Ronaldo è stato quello dell'Inter perché ha fatto cose incredibili, no? Credo che avesse una classe fuori dal mondo. E questo qua ha le sue caratteristiche, questo anche qua questo è determinante ogni domenica e quindi è molto difficile dire, sono due grandi giocatori. Questa è la mia. È la sua. Allora, vediamo un attimo, mi stupisca. Devo dire come la faccio io la formazione. Esatto, lei ha già fatto la formazione. Una volta tanto, vediamo. Allora, in porta mettiamo il Zoff, io gioco ancora come una volta. Tradizionale. A quindi destra i due terzini, lo stopper, due terzini, Gentile e Maldini Paolo. Allora c'era il libero, era Baresi, con Viercovu davanti a lui. Poi con la mediano destro è un bello stopperone, tradizionale, molto veloce, anche se aveva cominciato molto male, se non sbaglio, nella Romanese. Se non sbaglio. Ci sono dei trascorsi. Se non sbaglio, nella Romanese. Il numero mediano destro, allora chiamava mediano, perché poi le dico un'altra cosa. Il centro mediano. No, questo è il centro mediano, il centro non è mediano, questo è mediano. Giocavo Oriali col 4. Col 4, Oriali. Poi con 7. Partiamo da destra. Bruno Conti, con l'8 Tardelli, col 9 Paolo Rossi, 10 Michel. Platini è l'unico mezzo italiano, però è mezzo italiano. Come notate sono italiani, sì. Non ho preso stranieri. E con l'11 il grande rombo Gigi Riva. Il rombo di tuono Gigi Riva, che quindi praticamente una formazione che sta in campo perfettamente. Che sta in campo, secondo me ci sta in campo. Quindi Adesso vedete, questa qui una volta si andava, sempre, vede, una volta. Uno andava al campo, c'aveva il terzino destro, il terzino sinistro. Adesso siccome la gente la devono rimbambire, perché sennò se uno ragiona è molto difficile che riesca a subire tutte le cose che gli propinano in maniera indegna. Allora adesso c'è il mercato, in questi giorni c'è il mercato. Se uno va lì a Milano è uno spettacolo. Io ci andavo una volta a vedere, anche da presidente, andavo a vedere le mie squadre, eccetera. Adesso devono prendere uno, dice cosa vai al mercato a fare? Perché mi serve un esterno basso, poi c'è l'esterno alto, poi c'è qualcuno che addirittura va al mercato e cerca una sottopunta. La sottopunta, è una punta più piccola che gioca leggermente dietro, è una seconda punta. No, la sottopunta uno gioca sottoterra, sottopunta. Poi c'hanno, bellissimo questo, perché dice cosa ti serve? Un centrale. Ora uno domanda a uno. Centrale destro o sinistro? Che l'è centrale? Se l'è centrale, la parola centrale cosa significa? Esterno, destro, sinistro o centrale? Centrale. Loro centrano un centrale che però è a destra, un centrale che è a sinistra, cioè non capiscono un tubo. E si fanno fottere da questa gente qua che racconta tutte le barzellette del mondo. È la deformazione del modulo che ormai è cambiato, perché se tu hai un centrale che gioca col 3-5-2, sono 3 adesso voi mi dovete dare una soddisfazione, perché qualche partita l'ho vista anche in panchina. Voi mi dovete spiegare, perché l'ho vista l'altra sera. Io ho visto il Milan e giocava in Coppa Italia. Sì. A un certo punto sostituisce qualcuno e allora entra il grande che hanno preso adesso, no? Ibrahimovic. Prima di entrare a Ibrahimovic gli fanno vedere un libro che forse è in vendita alla Mondadori, 4 pagine di libro, c'è uno che gli spiega non so che cosa e gli fa vedere le pagine.
Questo succede a livello di Serie C. Ora, questa qui è una delle bidonate più grandi del mondo. Tu hai un giocatore che entra. Non puoi. Cosa gli fai vedere? Cosa vede? Che schema gli fai vedere? Poi vieni qui a vedere a Crema, c'è uno che ti fa vedere un pezzo di carta. Ma va Catoa, no? Ma cerca di far giocare la squadra. Ma che cosa fanno? E la gente viene drogata con queste stupidaggini. Anche perché poi mi vorrei mettere nei panni di Ibrahimovic a 38 anni, con una carriera e dice so già cosa devo fare. Ha girato 4 pagine, gli ha fatto vedere, gli fanno vedere un casino generale dove non capisce più niente nessuno. È la scienza. Questi qua gli fanno vedere. Ormai è la scienza del calcio. Che poi non si sa neanche chi è quello lì che gli fa vedere, che magari non sa neanche se il pallone è un'anguria o se è un melone. Va bene, ritorniamo. Dopo questo è fantastico, vabbè. la lasci questo. Aspetti, lasci. Allora abbiamo praticamente la nuova slide che è proprio questa, quindi quella che riguarda diciamo la nazionale italiana, quindi Turchia, Italia, Galles e Svizzera e sono le squadre del girone che noi andremo a incontrare ai prossimi europei, quindi dal punto di vista diciamo così come collocazione noi dovremmo passare sulla carta questo turno e cercare di andare avanti. Qual è la sua cognizione di questa nazionale che è stata sembrata abbastanza bene, mi pare, con il record di vittorie da Mancini, qualche giovane che è venuto fuori alla ribalta, la conferma di alcuni giocatori come Verratti, Jorginho, che sono giocatori che danno quindi comunque una sostanza. Ecco, può essere un po' una sorpresa l'Italia dopo un momento così difficile e triste per il mancato raggiungimento di Russia? Io che vengo da questa famiglia non vedo che, spero che lo sia, perché veramente abbiamo bisogno che la nazionale torni ad essere la nazionale. Al di là della speranza, il pensiero... Io credo che Mancini stia facendo un buon lavoro, perché credo che oltretutto Mancini questo sia il lavoro che gli riesce meglio, quello di fare il selezionatore più che l'allenatore di un club. Sai che lo dicono tantissimi, è una cosa anche recentemente c'era Giancarlo Padovan che era venuto qui l'altra settimana, ha detto la stessa cosa, ma evidentemente ha una capacità di vedere il giocatore. No, ma ci sono poi dei dati di fatto, perché qual è un allenatore della nazionale che mi chiedo, chiunque sia stato, io sono uno che va pazzo per uno come Lippi o come il Trapp, quindi per me rimangono delle icone e rimarranno per sempre. Però chi è un allenatore che va a prenderti uno che faceva fatica a giocare perché non aveva nessuna esperienza, come Zaniolo? Lui ha visto Zaniolo. Questo che è ancora giocava nella primavera dell'Inter. L'ha visto a Roma, l'ha portato in nazionale, cioè chi è quel selezionatore che va a prenderti uno come questo, lo fa giocare, eccetera, e poi diventa una pedina importante per questa nazionale. Cioè io credo che bisogna avere fiducia, anche se le partite sono tutte da giocare, quando parti sei sempre 0-0, non è che hai già vinto, quindi devi giocarle e vincerle. Però forse un po' troppo giovane come nazionale magari, no, non è detto. Quando uno è capace di giocare a calcio non c'è gioventù, ci sono uno di 30 anni, io conosco tanta gente a 30 anni che sembrano dei diciottenni, come invece ne vedo anche qui dei diciottenni che sono dei bidoni assoluti, che neanche 40 anni, questi devono cambiare mestiere domani mattina perché non sono capaci, quindi non è questione di età, è questione di capacità, se uno è capace è capace, se non è capace non diventerà mai capace, e lui qui ci ha preso. Ma me lo ricordo anche quando prese l'Inter la prima volta, anche la seconda volta lui quando è entrato, lui ha preso certi giocatori e adesso noi speriamo di far bene, perché abbiamo bisogno di far bene dopo l'esperienza negativa di non la qualificazione al mondiale, voglio dire, però insomma i giocatori ci sono, perché messi assieme da lui hanno dimostrato cose che non dimostrano molto nelle loro società, per la verità, hanno molto dimostrato di più in nazionale che nelle loro alcuni società. Giocatori, Chiesa per esempio, lo stesso Bernardeschi. Che non trova spazio, eccetera, quindi abbiamo un girone sulla carta, si parla sempre sulla carta di non grandi squadre, alla nostra altezza, e quindi abbiamo un vantaggio.
giochiamo in Italia. Giochiamo anche in Italia. Va bene, vediamo un'altra nazionale che è questa dell'ultimo periodo storico, il calcio femminile, con la loro partecipazione l'anno scorso appunto ai mondiali. Calcio femminile siamo andati avanti per un paio di turni, dopo il gironcino siamo stati eliminati successivamente dall'Olanda. Domanda, stiamo svoltando per il calcio femminile oppure siamo ancora un po' indietro? Qualcosa si sta facendo? Il calcio, se esiste in Italia oggi un calcio femminile che è arrivato anche a questi livelli, bisogna dire, perché delle volte la gente viene sempre scalcagnata quando uno gli dà addosso a uno, poi si divertono, diventi un cretino, un ladro, un delinquente, di tutto. Però chi aveva in mente, io mi ricordo in Consiglio federale, la questione del calcio femminile è sempre stato Carlo Tavecchio. Carlo Tavecchio ha sempre spinto per il calcio femminile, però ha spinto in una direzione che non è forse quella giusta, però è in una direzione. Che è quella di adesso. Che è quella di adesso, quella di avere un calcio femminile di vertice. Perché lui ha voluto che ogni squadra di Serie A avesse una squadra femminile, praticamente, sì. Questo è. Noi abbiamo vissuto un buon momento televisivamente parlando e anche sotto il profilo della vendita dell'immagine alla gente normale che non conosceva durante i campionati del mondo con la nostra nazionale. L'emozione ci ha portato a seguire. Abbiamo avuto delle partite fatte in certe occasioni dove abbiamo anche riempito degli stadi eccetera, ma se noi torniamo a casa tranquilli dopo questa roba e andiamo a vedere il calcio femminile in Serie A, dove giochiamo sugli stadietti che ti mettono a disposizione le società che sono gli ultimi che te possono dare, con 2000 persone, 1500 quando va bene, in certi posti magari qualcosa in più. Quindi non c'è una base, cioè non hai sotto un sacco di ragazzine che vanno a fare il giovanile, cominciano, ci vuole è un inizio che prima non c'era, adesso c'è, però da lì ad arrivare ad affermare un calcio femminile come ce l'hanno in Germania, come ce l'hanno in America dove fanno 80.000 spettatori a partita, ce ne vuole, però sono dei fenomeni che a un certo momento hanno un boom, noi l'abbiamo avuto in questa occasione, c'è da sperare che vada avanti perché insomma è bello. Poi giocano anche, non è che adesso noi vediamo un calcio che non è proponibile, perché delle volte abbiamo visto partite molto importanti e dove giocare un buon calcio anche a quelli a livello femminile, no? Quindi voglio dire, sono capaci anche loro a giocare a calcio. Quindi io auguro veramente che ci vogliono anche degli esempi, no? Andare a vincere qualcosa, dei personaggi di riferimento. Ma guarda, gli esempi non lo so fino a che punto, perché faccio io un esempio. Noi in Italia abbiamo riempito gli stadi e forse adesso un po' meno perché forse qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non è veramente così. Ma scusatemi, noi abbiamo fatto 70.000 persone, 60.000 persone a vedere la nazionale di rugby. La nazionale di rugby più che perdere non fa. Ha mai vinto la partita? Eppure erano tutti a vedere la nazionale di rugby come se non so io, quello vedevano. A beccare il cucchiaio di legno? Ma non lo so, cioè voglio dire, meglio che ci andassero, però non andavano perché ti facevano vedere un risultato, non si sa perché, però ci andavano. E il calcio magari che vinceva anche qualcosa ci andavano meno. C'è stato questo qui. Il calcio femminile è importante anche quello perché è un bel segnale. La federazione dovrebbe cercare di allargare la base, ma la base però, non il vertice ce l'hanno i grandi club, ma cosa serve? Quante squadre giovanili hanno queste robe qua? No, questo è anche vero. Quindi non so che futuro possa avere. Io mi auguro radioso, però. Va bene, andiamo avanti, altro argomento, manca ancora un quarto d'ora circa, qualche risposta anche abbastanza veloce. Qua abbiamo 3 allenatori, uno molto performante come Gasperini, uno che parrebbe unire alla questione fisica anche quella mentale, e poi uno invece più tecnico come appunto Sarri. Quindi io ho dato questi valori: 20% Gasperini, 40% Conte, 30% Sarri. È d'accordo su queste percentuali oppure non c'è una percentuale così alta per un allenatore, per nessun allenatore? Magari lei dice l'allenatore non c'entra niente, non conta niente.
No, l'allenatore conta quando è bravo, perché conta, se è bravo conta. Se fa male... Se fa male, fa male. Però... No, conta in senso negativo. Qualche volta. Ma quelli che contano molto di più in senso positivo, in senso negativo, sono quelli che permettono all'allenatore di essere bravo o meno bravo. Quindi quelli che vanno in campo. Perché quelli che vanno in campo sono quelli che poi danno la prestazione. Perché io sono il direttore di uno stabilimento, ti do degli ordini precisi, se tu li esegui le cose riescono bene, poi trovo della gente che li esegue male e le cose riescono male. La colpa è mia perché sono il direttore, ma non è mia, è di quelli che hanno fatto questa roba qua. Io le mie idee te l'ho trasmesse bene. La metafora Perfetto. è giusta, non fa una grinza. Questo è. Io ho visto un segnale, guardi, mi rimane nella mente finché camperò. L'anno scorso, qui nella città di Crema, c'è stata una squadra che era la Pergolettese, che era partita malissimo e a un certo momento, un po' tardi, ma ancora in tempo per fortuna, hanno deciso di cambiare questo allenatore e hanno preso un ragazzo che giocava prima nella Pergolettese, un ex giocatore Contini, e gli hanno detto: questa è la squadra, vai avanti tu, anzi. E hanno dovuto dare perché la domenica bisognava giocare, lui era il patentino, faceva i ragazzini, ha fatto quello. Poi ha vinto 2 partite e non ha più potuto buttarlo via perché nel frattempo ne avevano sentiti 5 o 6 e per fortuna non ha firmato con nessuno, è andato avanti lui. E lui, questo qua, ha fatto un miracolo assoluto. Ha vinto un campionato dove se qualcuno doveva puntare lo pagavano a 100. È chiaro? Quindi lì è stato determinante, secondo me. Certo. Determinante in sé, da fare una bella statua, mettergliela in piazza, cioè ha fatto un'operazione incredibile. Dopodiché l'anno dopo è salito di categoria e su 14 partite ha fatto 5 punti, quindi hanno cacciato via perché non è. Evidentemente qualcosa non ha più funzionato. Ora l'allenatore conta, quelli bravi sono bravi, quelli bravi sono bravi. Secondo me bisogna vedere anche dove operano. Gasperini è un bravissimo, Gasperini ha fatto molto bene a Genova, però con Gasperini deve avere, lui ha le sue teorie, deve avere della gente che lo segue. Lui ha trovato gente, a Bergamo ha tolto gli anziani, lui ha trovato la sua quadratura quando ha determinato cosa fare e ha trovato, e qui è un'altra cosa, la società che l'ha supportato, perché senza società non esiste allenatore, perché le squadre di calcio le fa prima la società. I risultati tu li vedi se c'è la società. Quando non ci sono i risultati non c'è la società. Lei prima di tutto. Ha anticipato questa slide. Guardi questa slide che è dell'inizio dell'anno. Benvenuto mister, e benvenuto mister dall'altra parte. Abbiamo Giampaolo e Piole. È una slide che ho preso perché mi interessava capire il suo punto di vista. A me lei me lo sta proprio spiegando. Meglio il gioco o il risultato? No, meglio avere una società alle spalle. Meglio avere la società, lì non ce l'hanno. Il gioco poi, vede, la gente quando va a casa la sera, che hai giocato bene, hai perso 2-0, la gente va a casa, è felice perché ha visto giocare bene? No. Tu hai giocato malissimo, hai vinto 2-1, 3-0, vai a casa, tu bevi lo champagne, sei contento, non litighi con la moglie, la famiglia. I risultatisti. Ma il calcio è risultato, senza risultato non c'è niente. Non c'è niente. Quando dicono per esempio il derby, no? Dice preferisco vincere al 93esimo con autorete, un gol di fortuna e tornare a casa felice. Io so che il calcio è risultato e tu i punti li fai, perché una volta in dialetto cremasco si andava, c'erano le osterie e allora si giocava a briscola, no? Le persone andavano e facevano la briscola e c'era uno chiamato il gentiluomo che teneva una lavagnetta col gessetto e faceva i 4 raggi, no? E man mano che tu vincevi la partita lui li cancellava. Allora c'era quello che vinceva la prima, vinceva la seconda, vinceva la terza, poi l'altro ne vinceva 4 in fila e diceva marca bella, non avevi vinto niente, avevi fatti 3, però non avevi vinto. Quindi il calcio è uguale, l'allenatore è determinante quando ha dietro qualcuno che non lo delegittima. Prima non lo delegittima, secondo non lo costringe a fare cose che piacciono a lui perché non piacciono all'allenatore, perché qui questa è un'altra cosa, ognuno sta al suo posto. Però
ci sono dei buoni allenatori e dei pessimi allenatori, come in tutte le categorie. C'è quello bravo e quello meno bravo. Entriamo con questa prossima slide. Sarri, un uomo solo al comando. Lei mi ha prima detto proprio questo fatto, mi ha riportato proprio l'allenatore che si sente in qualche modo costretto a dover far giocare a tutti i costi, per esempio Cristiano Ronaldo. Lui entra in imbarazzo, secondo me, quando deve farlo giocare a tutti i costi, quando la logica dovrebbe dire fallo riposare, cerca di fare la formazione anche che riesca a stare in campo senza un giocatore così determinante, perché comunque è un giocatore che incomincia ad avere una certa età e non fa più certi movimenti, è chirurgico nel segnare i gol, perché i gol li continua a segnare, però nell'economia di gioco in un calcio moderno muscolare un allenatore ci pensa un po' da questo punto di vista. Non lo so, guardi, io non sono, evidentemente il calcio è bello perché non essendo una scienza esatta, quello che dico io o quello che dice un altro è legge. È legge per lui che lo dice, è legge per me che l'ho detto, è legge per l'altro che dice una cosa diversa, perché non c'è una dimostrazione contraria. C'è un fatto nel calcio che è indiscutibile, il risultato. Quello è quello che determina. Allora, io so, nel caso di Sarri, che allena la Juventus, che la Juventus ha cambiato allenatore. E ha cambiato un allenatore, che lui l'ha detto, che per 5 anni ha vinto 5 campionati e lui vinceva anche nel Gabbione a Livorno, e quando il cavallo è davanti tanto così ha vinto quello che è davanti tanto così, col muso, mezzo muso, tac, ha vinto. Questo quando con Allegri dove arrivava? Certo. Secondo, terzo, dove è arrivato? Secondo, dietro. Chiaro. Noi abbiamo preso quello che arriva secondo per farlo e abbiamo dato via quello che arriva primo. C'è da pensare che non abbiano sbagliato, perché fino adesso non è che questo è visto una roba diversa dove la Juventus ha fatto vedere un calcio stellare. Molto di più. Io ho visto una partita domenica scorsa della Juventus e mi sembrava, ho detto, forse la mia televisione devo chiamare il tecnico perché non va bene, perché non è che c'ha la moviola interna, questi giocavano con la moviola. Allora, se questo è il calcio di Sarri, io benedico tutta la vita uno che si chiama Allegri. Pensi quanto ho dovuto sopportare anche i tifosi juventini che dicevano basta questo calcio sparagnino, un calcio pragmatico. Adesso infatti si divertono, quando beccano 3 pere 3 volte dalla Lazio si divertono molto. È bellissimo. È bellissimo. Ecco, vabbè, forse incomincerà a cambiare qualcosa magari anche a livello tattico, perché tra un po' c'è la Champions e una delle prossime slide sarà proprio questa. CR7 è una risorsa, un peso, una battuta proprio velocissima, così passiamo anche agli altri. Datelo a me quel peso qua che non me lo porto in giro sulle spalle tutta la vita. Bene, andiamo alla prossima slide. Invece abbiamo... Per vincere cosa ci vuole? Bravura, soldi o fattore C? Prima ci colleghiamo un po' al discorso che ci vuole una società indubbiamente alle spalle. Adesso, lasciando perdere la società, bene o male l'Inter e il Milan hanno svoltato, comunque hanno delle proprietà che hanno comunque messo dei soldi, anche il Fondo Elio ha messo tanti soldi. Ora ci vuole però bravura, soldi e fattore C, perché anche un po' di fortuna ci vuole. La fortuna nel calcio è fondamentale, senza fortuna, ma non solo nel calcio, nella vita. Chi ha fortuna rispetto a un altro, se Paperon dei Paperoni era più fortunato, no? Certo. Del cugino che non beccava mai, non Paperino, no, c'è il cugino del Paperone, che non becca mai. Farò un ripasso di tutti quei giornaletti lì. No, qui ci vuole, ripeto, ci vuole un club che sia un club, con delle idee che siano delle idee e che poi vengano sviluppate. Non sempre certamente il denaro avvantaggia, perché dove arrivo io non arrivi tu. E quindi il miglior prodotto, se ci sono delle pere, certo, delle pere che non sono quelle che tutte le domeniche si prende, ma delle pere belle fresche e sono le primizie, le prendo io se ho i soldi rispetto a te che non li hai. Ovvio. Quindi la stessa cosa nel calcio, cioè il giocatore vero viene da me perché sa che viene e io se ho i migliori giocatori poi ho anche la miglior squadra e vinco anche i campionati. Allora lei diceva del fattore C, quindi della fortuna. La fortuna incide moltissimo nel calcio. L'anno scorso per esempio la Juventus arrivò al momento fatidico
in Coppa con tre rientri, Cristiano Ronaldo era mezzo infortunato, Chiellini e Bonucci erano stati infortunati, quest'anno idem, un po' la situazione non è facilissima, però meglio dell'anno scorso. Chiellini dovrebbe rientrare, però non si sa se sarà pronto alle prossime partite e quindi il fattore ci esiste, tu puoi programmare, puoi avere anche il più forte giocatore al mondo, poi arriva il momento della partita, l'infortunio e quello fattore, conta, però fortuna. più che altro l'infortunio è effettivamente chi non ce l'ha è più fortunato di chi ce l'ha, però la fortuna è anche durante la gara, cioè qualcosa Sì, che va all'altro va male, a te va bene, o il cioè tu contrario. tiri una volta in porta, fai gol, l'altro tira 10 volte, prende 10 ciuffi d'erba, non fai mai gol. Questo è anche il calcio, è fatto di queste cose. Guardando queste partite, no? Perché mi interessa sapere da lei Champions League e Europa League, il primo turno appunto che sono gli ottavi, no? 16esimi anche dell'Europa League, Lione-Juventus dovrebbe essere abbastanza a posto, no? Non lo so. Non si sa. Napoli-Barcellona è improba, una lotta veramente difficile. Se io non scommetto, non ho mai scommesso mai nella mia vita, ma se devo scommettere, scommetto su Barcellona. Su Barcellona, l'Atalanta-Valencia è molto difficile qua, perché qui anche io Valencia... per stato d'animo e proprio per correttezza verso me stesso, appunto sempre sull'Atalanta. Sull'Atalanta, bene, vediamo invece Ludogorets, Inter e Roma Gente. Qua tutte e due le squadre dovrebbero passare, no? Come mai non si riesce ad andare avanti e non vedere l'Europa League, che era la famosa Coppa UEFA vinta tante volte dalle squadre italiane, non riusciamo a vedere quella competizione e farcela nostra? Farcela nostra è un trofeo da mettere in bacheca, ma sotto il profilo economico è un disastro, perché una squadra che supera il girone in Champions, vedi un Atalanta che l'ha superato per fortuna, io credo, non lo so perché non conosco, però conosco un po' la situazione UEFA eccetera, credo che l'Atalanta col passaggio 40 milioni li abbia già incazzati, quindi voglio dire, se tu passi una roba di 40 milioni, se tu arrivi a quei livelli, qui sono 60, 70, 80. Oltre dall'altra parte forse nei primi momenti perdi anche qualcosa, perché non c'è una differenza enorme tra una coppa e l'altra. Poi vale il trofeo sportivo, uno che vince l'Europa League non è che ha vinto, perché poi sono squadre ostiche o sono squadre che scendono anche dalla Coppa dei Campioni, dalla Champions e ci sono anche squadre molto forti, quindi è onorevole vincere. È onorevole vincere. Vediamo quest'altra slide, è l'ultima dei vari temi, quindi Messi 6 palloni d'oro, e io dico che è credibile a questo punto che un giocatore così nella storia del calcio, visto che parliamo sempre di origini, poi vabbè, questo premio qua è anche molto criticato, e comunque in ogni caso negli anni ci sono stati dei giocatori come Maradona che, non appartenendo alla federazione europea, ovviamente non poteva neanche partecipare. Però sei palloni d'oro, io lo dico sempre, fermiamoci 5, poi basta, andiamo a scegliere un altro giocatore. Sì, ma se è così fondamentale, così Messi sì, ma penso anch'io che non sia neanche producente per la stessa manifestazione, no? Perché o vince uno o vince l'altro, questi sono bravi, si sa, però scusatemi, io le partite che ho visto giocare da gente diversa da loro due, ne ho visti tanti di bravi. Appunto. Però non gli ho mai dato niente a nessuno. Iniesta è bravo. Iniesta, Xavi, Hazard, sono bravi, portiere del Liverpool, Buffon. Non so, ma Buffon stesso, certo, quando c'erano, Paolo Maldini non era pallone d'oro? Certo. Ma gioca terzino, ma che vuol dire, scusa? No, esterno gioca, scusa, ho sbagliato il termine. Esterno. Fuori dal campo, l'esterno di fuori dal campo, esterno. Però attenzione, però un esterno basso. Esterno che andava anche, però questo qua non si sa se era basso, era metà. Quindi voglio dire, c'erano tanti giocatori di grandissima levatura, non sono stati riconosciuti con questo, di solito premiano gli attaccanti, e che 5-6, se vince uno vince l'altro, non c'è più storia. Il fatto che non abbia potuto vincere, è una vecchia polemica, il fatto che non abbia potuto vincere per esempio un difensore o un portiere, ha vinto Cannavaro, ma lì perché non so perché. Mi sembra, vabbè. Lasciamo perdere, che dopo entriamo forse in una polemica un po' eccessiva. Vediamo adesso invece la slide che riguarda la classifica. Siamo arrivati
alla fine della nostra puntata. Comunque la Juventus ha perso, ma comunque in testa alla classifica, un duo con la Lazio che può recuperare anche la seconda posizione con la partita che deve recuperare col Verona, poi Roma 39 se la disputa con l'Atalanta 38, poi c'è il trio Cagliari-Parma-Milan a 31 con il Milan che sta risalendo in zona Europa League, il Verona che è una bella sorpresa, Napoli è 27, Torino-Bologna è 27, la Fiorentina che sta risalendo un po' a poco però con molta difficoltà 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16 e poi il trio che in questo momento qua è ancora adagiato sul fondo della classifica, Spal, Brescia e Genoa a 15 punti. Le prossime partite del prossimo turno, eccole qua, vediamo la 22esima giornata di Serie A, con i colori ci sono quelle in rosso, quelle più importanti dal mio punto di vista. Abbiamo Juventus-Fiorentina e un Udinese-Inter, che l'Inter deve andare a dimostrazione di riuscire a battere l'Udinese e di non pareggiare ancora, il Milan-Verona per vedere questo Milan al vaglio di questo Verona che sta veramente venendo fuori molto bene, guardando poi sono due partite Milan-Verona e Cagliari-Parma che sono lì nel lasso di 2 punti, un Cagliari-Parma 31 punti l'uno, 31 punti l'altro, poi ci sono 3 partite dove c'è Napoli, il Torino e il Bologna che sono a 27 punti che incontrano squadre molto difficili, la Sampdoria è in casa, il Napoli incontra la Sampdoria in casa, il Torino incontra il Lecce, qua siamo un po' a rischio Mazzarri, e poi il Brescia che va a Bologna, il Brescia comunque non sta giocando male, fa pochi punti però non sta giocando male. Le ultime sono Sassuolo-Roma e Atalanta-Genoa che sono sempre comunque partite ostiche, non sappiamo il nuovo Genoa come si comporterà a Bergamo contro l'Atalanta, e poi l'ultima Lazio-Spal che dovrebbe essere appunto un turno a favore della Lazio. Lei quale di queste partite andrebbe a vedere se avesse la possibilità? Vuole rivedere un attimo la slide? No, la possibilità ce l'ho di andare a vederle tutte se voglio, però no. non vado. Quindi premesso questo, no, Juventus-Fiorentina non mi attira neanche per niente. Cioè se guardo al cuore vado a vedere Atalanta-Genoa. Atalanta-Genoa, ho capito. Perché Genoa è una squadra a cui sono affezionato, ma sono tifosissimo dell'Atalanta, per cui vado a vedere l'Atalanta. Beh, allora questa è la sua partita da andare a vedere. Va bene, siamo arrivati alla fine, c'è il nostro solito punto di beneficenza che riguarda Conosci Frederick, che è questa associazione che ha appunto www.per-emma.it, questo è l'Iban, se volete andarlo a vedere oggi non lo dico perché voglio leggere una cosa velocissima di Emma Della Libera, che è appunto lei l'artefice di tutta questa associazione, quindi quest'anno sono 10 anni che lottiamo giorno e notte per cancellare la dicitura orfana di cure dalla tassia di Frederick. Dopo 10 anni la cura definitiva ancora non c'è e la mia salute è molto peggiorata. Allora a che è servito il nostro lavoro? Per fortuna è tutto riportato nel sito www.peremma.it che me lo ricorda costantemente. In sintesi, le cose in cui abbiamo contribuito e di cui sono fiera sono miglioramento della diagnostica con tecniche di neuroimaging, la sperimentazione e approvazione di un farmaco che si è dimostrato contenitivo per alcuni sintomi, la prossima sperimentazione di un altro farmaco che potrà aiutare, la terapia con neurostimolazione transcranica, progetti di fisioterapia intensiva e mirati in un centro reso eccellenza per le atassie aperto a tutti i malati, aver creato una rete di contatti e conoscenze tra centinaia di ammalati, rara ma non rarissima, aver diffuso informazione e sensibilità, non mi pare proprio poco. Approfitto di questo posto per ringraziare di cuore tutti i sostenitori, chi dona, chi dà il 5% per 1000, chi acquista i nostri prodotti o partecipa agli eventi e soprattutto merito vostro. Emma Della Libera, ecco questo è, ci tenevo a riportare queste sue ultime parole. Poi abbiamo l'ultima slide che è questa che riguarda appunto gli appuntamenti in TV Lombardia TV venerdì alle ore 21 e sabato alle ore 18 in replica, in radio su Civil Music Radio dalle ore 17 alle ore 19 e sul web con checalciochefa.com. Bene, siamo arrivati alla fine, dottor Macalli, è stata una chiacchierata molto veloce, tanti temi, molte cose si possono fare, potevano essere fatte di più anche in passato, speriamo qualcosa di più in futuro, una parola positiva per il nostro calcio, ce la regala all'ultimo? Io sono nato in questo calcio e
quando non va bene la prima cosa che soffri in silenzio ormai, perché ormai non sono più a livelli verticistici, però insomma li vivo e mi auguro che il calcio trovi sempre della gente di grande levatura, che possa volergli bene, e per volergli bene bisogna fare le cose per bene, e quindi io questo auguro alla federazione, perché a marzo la federazione si rinnova, quindi ci sono le nuove, è il momento tutto giusto. si rinnova a marzo perché scade il quadriennio olimpico, e l'augurio che posso fare al calcio e a tutti quelli che sono vicini è che trovino delle dirigenze molto importanti e che riescano a far del bene a questo prodotto e a questo sport che è il più bello del mondo. Che è il più bello del mondo. Bellissime parole. Allora a questo punto qua, se lei è d'accordo, ci vediamo dopo marzo, magari aprile, maggio, così vedremo se questo cambiamento dei vertici del calcio saranno, non ho detto che cambi, non lo so. Non si sa, ecco. Va bene, siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio il dottor Mario Macalli. Grazie a voi, grazie mille. E noi ci vediamo settimana prossima sempre con Che calcio che fa. Buona serata. Buonasera.